Salve da Sasà Salvaggio. Anch'io sostengo l'iniziativa Manifestiamo, che si terrà martedì 23 marzo alle 10 in Piazza Indipendenza a Palermo. La manifestazione è organizzata al fine di denunciare il completo abbandono degli operatori del mondo dello spettacolo da parte delle istituzioni. Senza eventi da oltre un anno e senza nessuna prospettiva, migliaia di famiglie rischiano di ritrovarsi sul lastrico. Aziende e operatori dello spettacolo scendono in piazza per difendere il diritto al lavoro. Martedì 23 marzo alle 10 a Piazza Indipendenza a Palermo. Manifestiamo nella speranza di poter ripartire presto in sicurezza e non dimenticati, ma ricordati da chi ci governa. Buongiorno a tutti, come vedete sono in vestaglia da camera, la stessa vestaglia che un attore indossa nel camerino prima di andare in scena. E cosa succede dietro questi camerini? Chi c'è dietro i camerini? Ci sono tante persone che ci vogliono bene, con le quali noi lavoriamo per preparare quello che voi vedrete. Dunque massima solidarietà il 23 di marzo alle 10 a Palermo, nei confronti dei tecnici, delle maestranze, dei truccatori, dei costumisti, dei fonici, dei light designer, dei tecnici della luce, di tutti coloro che partecipano alla costruzione di un evento. Non mi venite a dire che la cultura non serve. Provate ad un bambino a non dare il latte o un piatto di semolino, è chiaro che il bambino piangerà, ma provate la sera a non raccontargli la fiaba. Cosa farete, voi genitori? Amici, giorno 23 marzo alle 10 del mattino in Piazza Indipendenza a Palermo, nella mia Palermo, ci saranno le aziende e gli operatori dello spettacolo che daranno vita a Manifestiamo, un'iniziativa per far ritornare gli spettacoli nella vita di ogni siciliano. Gli artisti devono essere al loro fianco, per questo l'Elano Alfino, i Tinturia e l'MCN Studio 17 saranno al fianco di queste persone. Non dimentichiamo che spettacolo è cultura, spettacolo è pensare in maniera allegra ad ogni tragedia, ad ogni situazione anche come questa che possono cambiarti la vita. Quindi supportiamo questi ragazzi. Giorno 23 marzo, 10 del mattino, Piazza Indipendenza. Manifestiamo per tutta vita. Martedì alle ore 10 a Piazza Indipendenza noi manifestiamo. E lo facciamo accanto alle persone più importanti che ci sono dietro le quinte di uno spettacolo. Sto parlando di tecnici audio, tecnici luci, DJ, service, truccatori. Guardate infatti come sono combinato. E poi ci sono ballerini, insomma una miriade di persone che non lavorano da un anno. Quindi è giusto manifestare per un proprio diritto, quello del lavoro, come tutti gli altri lavori. È giusto manifestare perché dopo un anno non si può più andare avanti, non siamo soltanto noi artisti, ci sono una miriade di figure che a volte non si conoscono e sono quelle più a rischio. Quindi manifestiamo tutti insieme, amici tecnici, artisti, prendete le macchine e venite a Piazza Indipendenza alle ore 10. Sempre premesso che vi sono rimasti i soldi per mettere la benzina nella macchina. Che questo è da dirlo. Ci vediamo tutti là. Pace.